TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. È stata inaugurata oggi la nuova fermata ferroviaria alla Gazzera a Mestre. L'opera, che fa parte del piano originario del sistema ferroviario metropolitano regionale, si snoda lungo la linea Mestre-Udine e serve per potenziare l'offerta ferroviaria di un'area fortemente urbanizzata, quale quella di Mestre. Un intervento complessivo dal valore di 58.250.000 euro, che ha visto un contributo della Regione del Veneto per 46 milioni di euro, di Rete Ferroviaria Italiana per 10,25 milioni di euro e del Comune di Venezia per i restanti 2 milioni di euro. L'obiettivo, è stato detto, è quello di dare una risposta alla mobilità di cittadini e pendolari, garantendo il collegamento ferroviario interurbano da e verso Treviso, oltre a quello urbano tra la terraferma e Venezia, e favorendo al contempo l'interscambio gomma-ferro. È stato inoltre precisato che nel corso del 2025 RFI completerà anche la vicina fermata ferroviaria di Via Olimpia lungo la linea Venezia-Trieste. Cambiamo argomento. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino straniero in possesso di un panetto del peso di circa 1 chilogrammo di cocaina. Gli agenti della volante della questura di Venezia avevano da poco iniziato il servizio, quando hanno proceduto ad un controllo di iniziativa di un'autovettura in transito nei pressi di Venezia Telarino. All'esito del controllo hanno scoperto che il conducente, un uomo incensurato, stava trasportando un panetto che poi si è accertato contenere appunto droga per un valore di circa 100.000 euro. L'uomo pertanto è stato arrestato dai poliziotti in quanto sospettato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e portato nella casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore. E nel pomeriggio di sabato scorso la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un cittadino straniero ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. A Dorsoduro i poliziotti della volante lagunare hanno sorpreso un soggetto mentre sarebbe stato intento a cedere una dose di sostanza stupefacente ad un potenziale acquirente. Alla vista degli agenti, lo stesso avrebbe immediatamente gettato a terra alcune dosi di hashish ed un pacchetto di sigarette. Gli operatori hanno fermato e bloccato il soggetto e lo hanno sottoposto ad un controllo più approfondito, all'esito del quale sono state rinvenute in suo possesso diverse banconote, delle quali lo stesso non ha saputo fornire agli agenti alcuna giustificazione plausibile. Inoltre, all'interno del pacchetto di sigarette precedentemente gettato a terra dall'uomo, i poliziotti hanno rinvenuto 12 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina. L'uomo è stato anche denunciato per un'osservanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia emesso nei suoi confronti dal questore Gaetano Bonaccorso. Passiamo al meteo. Il servizio di protezione civile del Comune di Venezia informa che il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha emesso un avviso per vento forte previsto lungo la costa e sulla pianura dalla mezzanotte di oggi, lunedì 27 gennaio, fino alle ore 15 di martedì 28 gennaio. Si raccomanda di adottare i comportamenti e le precauzioni previste dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, che potete consultare al sito internet il cui indirizzo vedete in sovraimpressione. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.